Dottore. Una buona giornata, ben ritrovati in diretta. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 in questa domenica 31 dicembre, vigilia di Capodanno. Sicuramente molti di voi si stanno preparando per questa sera, per vivere le ultime ore, gli ultimi momenti di questo 2023 e dare il benvenuto al 2024, per il quale naturalmente tutti noi abbiamo tanti auspici positivi. Allora, ci sarà tanta cronaca anche oggi, ci collegheremo più tardi con il collega Lorenzo Maier da Venezia per gli aggiornamenti sull'improvvisa scomparsa del bimbo di appena 8 anni al Lido di Venezia colpito da un malore in casa. Parleremo delle ordinanze che molti centri della Marca, da Treviso a Montebelluna a Pieve di Soligo, hanno emanato in vista di questa sera per contenere tutto quello che può essere disordini o feriti anche legati a botti e petardi. E ecco, invece vedo già collegato in diretta il nostro direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, perché c'è l'altro fronte di chi purtroppo non potrà festeggiare perché è costretto a letto. C'è stato, buongiorno direttore Benazzi, grazie per la disponibilità in questa giornata, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buongiorno. Partiamo subito da lei perché c'è di fatto la cronaca anche per quanto riguarda il lato sanitario, perché c'è un aumento di ingressi al pronto soccorso di Treviso, ma possiamo immaginare anche in quelli degli altri capoluoghi di provincia del Veneto, perché queste feste al solito direi tendono a coincidere con un picco di influenza quest'anno bella tosta e anche Covid che era previsto effettivamente verso il 30 di dicembre e dovrebbe darci tregua quando si deve rientrare a scuola e al lavoro, è così? Sì, guardi, sicuramente, perché quando facciamo possibilmente quindi Natale e chiaramente l'ultimo dell'anno, Capodanno, è chiaro che facilmente le persone che stanno incubando il Covid, l'influenza, possono trasmetterlo agli altri, e quindi di conseguenza noi presumiamo ci possa essere un picco quindi nei primi giorni dell'anno, per poi ovviamente finire sostanzialmente dopo il 10 di gennaio. Tenga presente che l'anno scorso, nel medesimo periodo, noi avevamo 9 ricoveri ogni 100.000 abitanti, oggi ne abbiamo 5, quindi siamo in diminuzione. Sicuramente gli accessi al pronto soccorso sono aumentati anche per un motivo molto semplice: non essendoci chiaramente i medici di famiglia per questo lungo ponte ed essendoci le guardie mediche operate di chiamate, quindi spesso e volentieri gli utenti trovano il telefono occupato e quindi si rivolgono al pronto soccorso. Purtroppo non solo il pronto soccorso di Treviso, in questo momento al pronto soccorso di Treviso abbiamo quasi 90-100 persone, quindi numeri effettivamente elevati. La stessa cosa vale per Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, che sono comunque presidi ospedalieri importanti in aree importanti, dove un aumento circa 20-25% rispetto alla normalità sicuramente in questi giorni lo abbiamo. Ecco, scusi, perché è saltata la voce, un aumento di quanto ha detto direttore in questi giorni? 25-30% rispetto alla normalità. Quindi se normalmente, come oggi per esempio, noi abbiamo 100 persone attualmente a Treviso, di solito abbiamo 60-70. Ecco, allora in termini di diciamo area colpita, vediamo anche dalla stampa di oggi, qui siamo sulla tribuna di Treviso, lei ha sottolineato che è il distretto di Treviso Sud quello più colpito, quindi il capoluogo, la cintura urbana a sud, anche per quanto riguarda il Covid in questo caso, che magari è il dato che voi avete naturalmente più presente proprio perché c'è un riscontro. Allora, pronto soccorso, direttore, chi accede? Immaginiamo le persone anziane, ma probabilmente anche genitori con bambini. Sì, abbiamo un incremento anche di un numero di bambini, di minori che accedono in pediatria legati soprattutto a queste sindromi influenzali o parainfluenzali.
poi anche Covid, ma soprattutto per i minori l'influenza che sta colpendo in modo abbastanza pesante e porta tanti minori in pronto soccorso. Non a caso, rispetto anche qui alla normalità, possiamo avere anche 200 accessi al giorno, cioè un numero elevatissimo di bambini che partono e riniti arrivano fino a febbre alta. Esatto, perché direttore, quando è che c'è da preoccuparsi, diciamo? Quali sono le condizioni per le quali magari è il caso di dire va bene, vado al pronto soccorso? Beh, sostanzialmente non certo per una rinite o un mal di gola o un raffreddore, ma sicuramente febbre dopo un giorno riusciamo a controllarla con la tachipirina e quindi portarla sotto i 38, 37, 37,5 e continua ad aumentare. In questo caso qua credo che valga la pena, se dopo la tachipirina, dopo i consigli della guardia medica non si riesce a controllare la temperatura, di portarlo in pediatria, all'accesso in pronto soccorso a pediatria. Ma per tutte le altre, diciamo, patologie minori, mal di gola, rinite, rinofaringite o febbri che si mantengono sui 38 per un qualche giorno, vale la pena di gestirli a casa, non vale la pena di portarli in pronto soccorso magari ad aspettare qualche ora per essere visti. Senta direttore, per quanto riguarda i casi più gravi, ecco, noi dal pezzo di Valentina Calzavara sulla Tribuna leggiamo 5 in rianimazione dopo Natale per il Covid in questo caso. Com'è la situazione? La situazione non è allarmante, è chiaro che bisogna vaccinare. Dico le persone. Perché si è un po' fermata, eccolo lì, vada. No, lo dico, ecco, bisogna vaccinarsi. Le vaccinazioni non sono chiuse, noi continuiamo a vaccinare, lo faremo anche per il mese di gennaio e febbraio, perché non consideriamo che il Covid finisca in modo totale a gennaio-febbraio come l'influenza. L'influenza perdurerà e continuerà fino per tutto febbraio, quindi vale la pena comunque di vaccinarsi. Lo dico per le persone fragili, perché le 5 persone che abbiamo in terapia intensiva oggi sono anziani non vaccinati, quindi è importante che le persone fragili si vaccinino proprio perché si proteggono dall'entrata sicuramente in terapia intensiva, ma anche in semi-intensiva, cioè dove dovrebbero avere bisogno di ossigeno, e soprattutto perché per i vaccinati il Covid dura poco, dura pochi giorni, anche se magari la positività permane per qualche giorno, però i sintomi già in seconda giornata spariscono, e questo dà tranquillità ovviamente a chi ha patologie plurime, a chi ha più patologie. Quindi l'appello che io faccio veramente per le persone fragili è quello di vaccinarsi, sia per influenza che per il Covid. Abbiamo visto in queste settimane, insomma, in cui l'abbiamo interpellata più volte, direttore, che insomma, è chiaro che i soggetti fragili a rischio, magari gli anziani pluripatologici, sono quelli naturalmente che poi potenzialmente possono finire in rianimazione, però abbiamo visto anche persone giovani e magari in discreta salute, no? Certo, assolutamente, persone quarantenni, abbiamo avuto anche in terapia intensiva dei quarantenni, come abbiamo avuto dei trentenni, quarantenni in semi-intensiva. Per fortuna abbiamo i farmaci antivirali che funzionano e danno delle risposte, però io continuo a ribadire, persone che hanno più patologie insieme, anche se sono giovani, persone magari con ipertensione arteriosa e diabete, pure essendo giovani devono vaccinarsi, perché il rischio, lo dico, è molto elevato. Il rischio è elevato perché alla fine una broncopolmonite o comunque patologie che si vedono a livello dell'apparato respiratorio devono essere ovviamente combattuti. In questo caso l'unico modo per combattere è la vaccinazione. Senta direttore, voi eravate pronti a questo incremento di accessi in pronto soccorso durante le feste? Perché va da sé che anche il vostro personale naturalmente, oltre a festeggiare insomma, le festività di fine anno, magari è un periodo di ferie, di non presenza da lavoro, insomma, come avete fatto? Intanto ringraziare tutto il personale, medici, infermieri, OSS, tutti coloro che in prima linea oggi e sempre sono in pronto soccorso, che è un lavoro difficile, bisogna fare triage, bisogna fare diagnosi, bisogna dare terapia e bisogna decidere se ricoverare o meno una persona. Quindi io ringrazio tutti per il lavoro che fanno. È chiaro che non ci aspettavamo un numero così elevato di accessi, ma purtroppo è semplice ed era facile prevederlo, voglio dire,
perché sicuramente il non utilizzo delle mascherine ha portato ovviamente a un maggior giro di virus e quindi di conseguenza soprattutto quello di Covid e l'antinfluenzale. Però non pensavamo di avere un numero così esagerato. Evidentemente il virus è molto aggressivo, soprattutto quello dell'influenza, e quindi abbiamo tanta gente che arriva in pronto soccorso con febbri alti e con problemi respiratori o anche con qualche scompenso cardiaco. Senta, immaginiamo che anche per la serata, la nottata che andremo a vivere tra poche ore siate comunque attrezzati, perché poi lì rischiano di esserci anche altre casistiche naturalmente, no? La connessione si è un attimo bloccata, vediamo se riusciamo a recuperare il direttore per chiedergli naturalmente... Eccolo, vediamo. No, vediamo. Sì, direttore, vada, eccoci. Io intanto vi ringrazio. Niente, Ringrazio e che mi permette di dire queste cose. Vediamo. Tutte le persone che... La sentiamo a tratti, direttore, c'è la connessione che si blocca. Niente. Quando bevono le feste, ecco, adesso mi senti. Facciamo fatica a sentirla perché c'è la connessione che va e viene. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo, perché noi vediamo l'immagine ferma in questo momento. E altrimenti, eccolo qua, vediamo adesso se riusciamo. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì, grazie, prego, prego. Sì. No, dalla... Volevo iniziare, mi permettete di dire niente. Facciamo un po' di fatica. No, adesso sì, vada. Ecco, perché mi permettete di dire ai giovani e a tutte le persone che è giusto festeggiare, perché l'ultimo dell'anno è importante. Però mi raccomando a tutti, quando se bevete un po' di più, di rimanere nei luoghi dove bevete ed aspettare, non mettervi in macchina, non correre, non esagerare, perché purtroppo è un attimo per perdere la vita, per arrivare in pronto soccorso con fratture, con incidenti stradali, con eccesso di alcol, eccetera. Ecco, la raccomandazione: festeggiate pure, ma ricordatevi che la vostra vita è unica ed è preziosa e quindi va preservata a prescindere dall'ultimo dell'anno. Per cui festeggiate, ma mi raccomando evitate di arrivare in pronto soccorso. Là sicuramente troverete persone che vi curano, però credetemi, la vita è più importante di qualsiasi atto legato a un ultimo dell'anno. Quindi ecco, ringrazio Antena 3 che mi dà questa possibilità. Grazie a lei, grazie a tutto il personale sanitario. Naturalmente l'appello è allargato anche all'uso di botti, petardi, eccetera. Insomma, fare grande attenzione, no, direttore, perché non è proprio il caso di esagerare, di rovinare la festa. Grazie e porti il nostro messaggio anche al personale che lavorerà in queste ore di festa, direttore. Grazie mille. Grazie. Buon fine anno. Grazie. A lei, tanti auguri. Allora, grazie a Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2. Abbiamo avuto qualche difficoltà di collegamento, ma naturalmente insomma, siamo riusciti a capire quello che è il messaggio del direttore. Attenzione stasera, ne riparleremo poi col nostro ospite Mario Conte, sindaco di Treviso, che ci raggiungerà in studio tra non molto. Allora noi adesso andiamo alla cronaca di oggi, andiamo sul homepage del Gazzettino per vedere su cosa punta in questa giornata. La notizia che poi approfondiremo col servizio della redazione di Venezia prima nell'home page è il limite ai gruppi di turisti che il Comune di Venezia ha deciso da giugno di attuare, gruppi di massimo 25 persone, vietati microfoni altoparlanti in alcune isole della laguna, quindi oltre al ticket d'accesso un'ulteriore novità che dall'estate interesserà il capoluogo della laguna. Scuola, il Veneto anticipa la svolta, parliamo della riforma già da settembre, 4 anni di studio negli istituti tecnici con un nuovo modello di 4 anni più 2 e arriva il liceo Made in Italy di cui tanto si è parlato in passato. Il malore in casa al Lido del piccolo Mattia, morto a 8 anni dopo il ricovero con cause ancora
da appurare. Tra poco vedremo il servizio, ci collegheremo anche col nostro collega Lorenzo Maier. E poi eccola qua la notizia che vi introduciamo, di cui lanciamo il servizio: il femminicidio di Riese Pio X, l'uccisione di Vanessa Ballan. Per il presunto omicida, il 41enne kosovaro Fandaj Bujar, le avvocate della difesa hanno chiederanno al riesame di rivedere di fatto il quadro della procura e quindi del GIP. Hanno impugnato di fronte ai giudici veneziani l'ordinanza di custodia cautelare. Le avvocate di Fandaj Bujar, il kosovaro di 41 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso il 19 dicembre a Riese Pio X Vanessa Ballan, hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare a carico del loro assistito di fronte al Tribunale del riesame. Chiara Mazzocato e Daria Bissoli, le due legali dell'indagato, hanno deciso di ricorrere ai giudici veneziani ritenendo evidentemente che l'impianto accusatorio con cui la procura ha ottenuto dal GIP la misura che ha portato dritto in cella Bujar abbia delle falle. Iniziativa questa che presuppone che anche l'attuale custodia in carcere venga considerata una misura inadeguata e di conseguenza da rivedere. D'altro canto le stesse legali, al termine dell'interrogatorio di garanzia, avevano espresso dubbi sull'effettivo peso da dare in termini di assunzione di responsabilità alla telefonata che l'operaio aveva fatto al 112 quel martedì pomeriggio, riferendo di aver commesso una brutta cosa e di volersi costituire l'indomani. Anche questa telefonata, se è stata registrata, andrà ascoltata, perché uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, e quando non c'è certezza significa che bisogna chiarire. Le legali avevano tempo 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza per impugnarla di fronte al riesame. Il primo passo di fatto compiuto dalla difesa dopo l'arresto e l'incarcerazione di Bujar. Non è peraltro escluso che Mazzocato e Bissoli decidano di far rilasciare nei prossimi giorni al loro assistito delle dichiarazioni spontanee. Il 41enne né in fase di arresto né in fase di udienza di convalida ha mai parlato, dimostrandosi confuso e incapace di riferire i fatti. Ma ora che i funerali della vittima sono stati celebrati, che il dovuto rispetto nei confronti di Vanessa e dei suoi cari è stato osservato, la difesa procede con le azioni che ritiene necessarie e il terribile caso che ha sconvolto la Marca si sposta da qui in poi nelle aule giudiziarie. Fin qui la vicenda di Riese, che ha destato così tanto dolore, impressione nella Marca, e che ora appunto proseguirà nelle aule giudiziarie. Allora, parlavamo di questo 31 di dicembre, dei festeggiamenti, dei botti, dei petardi che senza dubbio cominceremo a sentire dal tardo pomeriggio, malgrado moltissimi centri della Marca, a cominciare dal capoluogo, ma anche gli altri, hanno vietato, insomma, con delle apposite ordinanze. Ieri sera intorno alle 18:30 a Padernello di Paese, peraltro proprio a quanto pare per lo scoppio di alcuni petardi c'è stato anche un incendio in un'abitazione in costruzione, per cui davvero grande attenzione. Allora ci colleghiamo in diretta, lo vedo già, col nostro Christian Arboit che ci parla proprio di questo e anche di quello che si sta facendo negli altri centri della Marca per contenere questa abitudine che, tra l'altro, lo ricordiamo, danneggia anche i nostri amici animali. Christian. Sì, Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo adesso a Montebelluna perché, come dicevi, oggi racconteremo il veglione di tanti comuni della Marca e i botti sono il problema di tante amministrazioni comunali, botti che si sono già sentiti e come ieri sera a Padernello in via Bavaresco, poco distante dalle scuole del paese. Alle 18:30 un botto molto fragoroso, così mi hanno raccontato anche i residenti, è stato avvertito. È scattata un'allerta generale, i vicini di casa che si sono chiamati, che si sono allertati tra loro, e poi il fumo, tanto fumo che usciva appunto da questo fabbricato che vedete, un fabbricato in fase di ristrutturazione, annerite pesantemente le pareti, quindi con ogni probabilità un botto esploso o più botti. Le indagini sono in corso ed è molto probabile si tratti anche di una bravata, di una ragazzata, ma di una ragazzata pericolosissima,
prima, così è stata definita dagli stessi residenti. Questa sera nel corso del telegiornale sentirete le loro voci, quindi non una bravata di certo, e lo potete vedere anche da queste immagini. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Per il momento non ci sono, diciamo così, dei nomi, ma ci sono dei sospetti, quindi ragazzi e ragazzini che a quanto pare da qualche giorno si stanno divertendo, tra virgolette, a far esplodere dei botti. Resta da capire quanto legali, visti anche i risultati, ma le indagini sono per l'appunto in corso. Io ora mi trovo a Montebelluna, sono in attesa del sindaco Adalberto Bordin, perché in tanti comuni della Marca, proprio per evitare quello che è successo a Padernello, si stanno appunto emanando delle ordinanze contingibili e urgenti proprio per limitare il fenomeno e garantire dei veglioni, delle feste in tutta sicurezza, dopo anni contrassegnati anche da veglioni tutto sommato in tono minore a causa del Covid. Poi ti mostrerò le immagini, Lina. Qui a Montebelluna fervono i preparativi ed è una giornata particolarmente movimentata, ma se sei d'accordo, non appena arriverà il sindaco Bordin, ti richiederò la linea per raccontarti questo 31 dicembre anche qui nel cuore del Montello. Perfetto Cristian, grazie infinite. Allora attendiamo di collegarci anche con il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Grazie e buon lavoro intanto. Noi andiamo avanti con la cronaca. Il comune di Venezia ha deciso di nominare dei propri consulenti, un avvocato e un tecnico, per seguire le fasi dell'inchiesta della procura sulla strage del bus del 3 ottobre scorso. 65.000 euro sono stati stanziati per il pagamento delle parcelle legali e delle attività forensi. Cafarsetti potrebbe essere chiamata a rispondere degli eventuali risarcimenti ai feriti e ai parenti delle vittime nel caso emergessero responsabilità sulla sicurezza della strada e del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l'incidente. Nell'inchiesta sono già indagati 3 funzionari del comune e l'amministratore delegato della società La Linea, proprietaria del bus precipitato. Tra fine gennaio e l'inizio di febbraio si attende il deposito delle relazioni finali delle perizie disposte dalla procura sul cavalcavia, sullo sterzo del pullman, la sua scatola nera e quella dell'autopsia eseguita sull'autista deceduto nello schianto, Alberto Rizzotto di Vazzola, in provincia di Treviso. Ora parliamo anche di furti in casa, perché purtroppo sapete che questo è un periodo a rischio, anche perché tante abitazioni rimangono vuote. A Quinto di Treviso in particolare si sono concentrati in questi giorni i raid dei malviventi. In via Giorgione l'ultimo colpo in ordine di tempo, con la casa messa a soqquadro e con una ragazzina di appena 15 anni, la figlia del proprietario, sotto shock, che dice: adesso fatico a dormire per la paura. Ho visto tutto buttato per terra, mi è venuta un'ansia, sono corsa da papà. Hai preso tanta paura? Sì, tanta. Tuo padre mi ha detto che non hai dormito tutta la notte. Esatto, cioè, cercavo però no, appena sentivo qualcosa prendevo paura. Una brutta sensazione quella che si prova. Sì. A parlare la figlia quindicenne di Ivano Mistrorigo, ultima vittima in ordine di tempo dei ladri scatenati che hanno preso d'assedio Quinto di Treviso negli ultimi giorni. Sono diversi i casi di furto in abitazione che avvengono soprattutto all'imbrunire, come in questo appartamento in via Giorgione, dove i malviventi sono entrati in azione prima delle 21. Quando padre e figlia sono rientrati, hanno trovato l'amara sorpresa. Sono entrati da qui? Da qui, sì, hanno sforzato là. Tirato sulla persiana anche il legno, invece se lei vede tutta rotta. I malviventi hanno rovistato tutto da cima a fondo, rubando del contante nella camera della giovane. Andandosene si sono portati via persino il vino. 2 delle 3 camere tutte rabaltate, cassetti, come fanno di solito. E all'entrata qua lo stesso tutto, la cucina completamente, e il vino hanno portato via. Quanto? Sono state 7-8 bottiglie. La zona è martoriata dai predoni. Altri colpi sono stati messi a segno in via Guizza e nella lunga via Giorgione. 2 mesi fa sono andati da quelle di sopra, sì.
però sono entrati dal portoncino principale perché è aperto. La polizia e i carabinieri hanno incrementato i controlli in questo periodo con pattuglie preserali e serali in tutti i quartieri, con l'identificazione degli occupanti di veicoli sospetti. La rabbia dei residenti è comunque palpabile. Perché tanto cosa diciamo? Che si riprendono, cosa gli fanno? Niente. C'è delusione, amarezza. Sì, tanta. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a prestare attenzione. La situazione resta critica e richiede la collaborazione di tutti. I residenti vorrebbero una maggiore partecipazione dei cittadini nelle chat dove si comunicano i furti, anche tentati, eseguiti nella zona. Sarebbe utile che se c'è qualcosa di sospetto riuscire a avvisare, non dico il paese, ma almeno la via, no? E ora andiamo al dramma che ha colpito in queste ore il Lido di Venezia. È morto per un malore improvviso un bimbo di appena 8 anni, il piccolo Mattia. Tutta l'isola si è stretta alla famiglia impietrita dal dolore. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Era un bambino splendido Mattia, sempre sorridente e con un'educazione fuori dal comune. Così gli amici ricordano affranti e commossi il piccolo Mattia Coada del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio a soli 8 anni compiuti da pochi giorni. Una tragedia che ha pesantemente funestato questi giorni natalizi, lasciando impietrito dal dolore tutto il Lido di Venezia, dove la famiglia di origine moldava risiede da anni. A quanto pare il bimbo si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì, subito trasportato dai genitori, prima al punto di primo intervento del Lido e quindi all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, nonostante le cure, il bambino è deceduto dopo poche ore. Sarà quindi l'autopsia a dover far chiarezza sulle cause del decesso. Mattia, che lascia 2 sorelline anche loro in tenera età, frequentava la terza elementare alla scuola Parmigiani di San Nicolò, era molto impegnato anche nell'ambito sportivo, ha praticato il karate e faceva parte della scuola calcio biancazzurra del calcio Lido di Venezia, dunque un bambino che in apparenza non aveva alcun problema fisico. Anche per questo la sua scomparsa repentina lascia nella comunità ancor più sgomenti ed increduli. Tutti e 3 i bambini della coppia sono nati a Venezia. Il papà Vitali, imprenditore edile molto stimato, è anche tra i soci che hanno rilanciato, con una compagine azionaria tutta veneziana, l'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò. Dopo l'autopsia sarà decisa la data dei funerali di Mattia. E abbiamo in collegamento telefonico il collega Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, per gli aggiornamenti su questa vicenda che lascia davvero attoniti. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Lina, a te e ai nostri telespettatori. Sì, una vicenda, hai detto bene, che ha lasciato tutti sconvolti. In queste ore si sta cercando ovviamente di ricostruire quelle che sono state le ultime ore di vita del bambino e soprattutto in modo particolare ovviamente come si sono sviluppati i soccorsi, perché come è stato detto nel servizio che abbiamo trasmesso ieri sera, Mattia era un bambino in apparenza sanissimo, stava bene, insomma, dalle testimonianze che abbiamo raccolto anche ieri dagli amici e dai compagni di scuola, aveva passato il Natale tranquillamente con i suoi genitori, un bambino davvero pieno di vita che tutti hanno ricordato come una persona estremamente generosa anche nei piccoli gesti quotidiani, per esempio nel condividere la merenda con i compagni quando andava a scuola, davvero un bambino che era molto conosciuto anche perché la sua famiglia è profondamente inserita qui a Venezia, al Lido, e è anche un punto di riferimento per la comunità cristiana ortodossa della città e di Mestre, dove Mattia è stato ricordato proprio questa mattina anche dal parroco che lo aveva battezzato nel 2016, cioè quando lui aveva circa 1 anno, per cui davvero una famiglia conosciuta che si è incardinata bene qui, per cui la scomparsa di Mattia ha colpito tutta la comunità. Ora si cercherà appunto di ricostruire come sono andati i soccorsi. La famiglia ovviamente è sconvolta, non ha voluto parlare se non ricordare il loro figlio con un
visto molto commovente sulla pagina Facebook del padre, ma sarà l'autopsia a dire poi come sono andate le cose, nella speranza, nell'auspicio che cose del genere non accadano più e che i soccorsi possano essere sempre puntuali e veloci. Certamente, naturalmente insomma una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, questa, è inutile dirlo. Tra l'altro un bambino sportivo, no? Riportavi Lorenzo, quindi anche un bambino con un fisico teoricamente che non aveva mai dato segni di problematiche, e non è chiaro, mi pare di capire, se avesse avuto Covid o influenza in questi giorni che magari possano aver debilitato in qualche maniera. Allora, quello che siamo riusciti a ricostruire è che il bambino appunto era stato male, aveva accusato un malessere a casa nella notte tra mercoledì e giovedì, quindi subito dopo, pochi giorni dopo Natale, un malessere che probabilmente tutti pensavano che potesse essere una delle tante influenze che girano in questi giorni e che sono diciamo banali frutti di stagione. Ciò nonostante i genitori non hanno sottovalutato la situazione, perché lo hanno subito accompagnato, sono andati con lui al punto di primo intervento qui del Lido. Sappiamo che poi la gestione dei soccorsi e dei collegamenti nella città d'Acqua in generale, quindi non sto parlando solo di questo caso specifico, ma in generale poi di notte non è sempre così semplice, perché ci sono ovviamente delle difficoltà logistiche che Venezia ha, soprattutto abitando in un'isola. Comunque il bambino è arrivato all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo, poi è stato affidato alle cure. Si dice, ma questa è un'indicazione che aspetterà poi il riscontro oggettivo, che i medici stessero anche pensando a un trasferimento magari in un ospedale specializzato per la pediatria. Si parla di Verona, fatto sta che purtroppo nel pomeriggio di giovedì, quindi poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, il bambino non ce l'ha fatta ed è morto. Ovviamente poi la notizia si è sparsa rapidamente, anche se la famiglia è molto riservata, molto discreta, e ovviamente ha tenuto per sé questo dolore, ma essendo molto conosciuta sia in ambiente sportivo che scolastico, la cosa si è diffusa purtroppo rapidamente, tanto è vero che qua al Lido si sta anche pensando di iniziative concrete di solidarietà verso la famiglia e soprattutto per ricordare Mattia, però purtroppo quello che ora sconvolge è la perdita così prematura di un bimbo e l'attesa per capire cosa dirà l'autopsia, che in qualche modo farà chiarezza. Però c'è la vicinanza di tutta la comunità ortodossa cittadina, ma direi di tutto il Lido, che è disponibile e pronto a sostenere la famiglia nei modi che saranno necessari. Certamente. Lorenzo, grazie allora per questi aggiornamenti, per queste considerazioni, grazie come sempre per la disponibilità e a prestissimo. Grazie. A voi, auguri. Altrettanto, buona fine d'anno al nostro collega Lorenzo Maier. Allora, noi adesso in regia con Antonio Esposito e Fabrizio Bazzoni ce ne andiamo in pubblicità per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con altra cronaca e altri ospiti. Di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa domenica 31 dicembre. Allora, saluto e ringrazio il nostro ospite Mario Conte, sindaco di Treviso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui presente in questa giornata che immaginiamo essere ricca anche di appuntamenti, perché stasera, sindaco, immaginiamo che sarà in piazza. Sì, questa sera c'è la grande festa di Capodanno in piazza con Radio Company, che un po' va a completare un Natale incantato che ha visto davvero tante iniziative, una grandissima partecipazione da parte della comunità e anche tanti turisti, devo dire, e quindi stasera
ovviamente facciamo un po' gli scongiuri perché ho visto che le previsioni meteorologiche non sono delle migliori, però saremo in Piazza dei Signori a celebrare la fine di questo 2023 e soprattutto a salutare e augurare a tutti un buon 2024. Senta, allora noi torniamo un attimo alla cronaca, eventi che l'hanno vista anche in prima persona presente. Ieri c'è stato l'ultimo saluto a Donè di Savietto, abbiamo visto che era in prima fila col ministro Nordio, una cerimonia estremamente partecipata, quella in Duomo, per dare l'addio a questo sacerdote speciale. Esatto, un grande uomo che ha fatto della sua vita una missione per gli altri, e devo dire, come ho sussurrato ieri all'orecchio della mamma e dei suoi familiari, ai quali va ancora il mio abbraccio, di tutta la comunità trevigiana, di Don Eddie mi porto i valori, quelli più puri della solidarietà, della fratellanza, del servizio verso le persone che hanno più bisogno di noi, e quindi seppur ci ha lasciati a una giovane età, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutte le comunità che ha servito, e anche personalmente porto con me dei valori importanti. Quindi ringrazio Don Eddie, ringrazio la sua famiglia, perché anche ieri è stato davvero un momento molto toccante, sereno da un certo punto di vista e toccante, quindi grazie davvero a Don Eddie per tutto quello che ha fatto e che continuerà a fare dall'alto. Ecco, allora io chiederei alla regia se è possibile vedere il servizio che ha realizzato il nostro Lucio Zanato della cerimonia in Duomo. Vediamo. Lui aveva il dono di irradiare la fraternità dell'accoglienza, la gioia della vita e l'entusiasmo per la missione. Così il vescovo di Roraima in Brasile ha descritto l'impegno missionario di Don Eddie Savietto all'inizio della celebrazione delle sue esequie nella cattedrale di Treviso. Un ritorno a casa delle sue ceneri dopo il funerale celebrato nella parrocchia di Pacaraima, dove si trovava da meno di un anno. Ad accoglierlo i suoi parrocchiani, ieri nella chiesa di Olmi, dove era stato per quasi 10 anni e che l'hanno salutato con una veglia di preghiera, e oggi in almeno 1200 tra cattedrale e oratori, segno di quanto Don Eddie abbia seminato nelle comunità dove è stato, rappresentate dai sindaci e assessori di Montebelluna, Treviso, San Donà e Trevignano, oltre che San Biagio, tutti in prima fila vicino al ministro Carlo Nordio. A presiedere la celebrazione il vescovo di Treviso Michele Tomasi, che l'ha voluto ricordare così. Un innamorato di Cristo, così si era definito Don Eddie, e così lo hanno conosciuto quanti lo hanno incontrato sul proprio cammino. Era difficile non rimanere colpiti ed anche affascinati dal suo modo di fare, che era manifestazione del suo modo di essere. A concelebrare la funzione, oltre ai numerosi sacerdoti della diocesi, i vescovi di Padova, Claudio Cipolla, di Vicenza, Giuliano Brugnotto, che con Treviso condividono l'impegno missionario in Brasile. Con loro il vescovo di Piacenza, Adriano Cevolotto, già vicario trevigiano durante gli anni del primo impegno sacerdotale di Don Eddie, e Monsignor Alberto Bottari de Castello, già nunzio in Ungheria e montebellunese come la famiglia Savietto. E al termine della celebrazione l'ultimo saluto a Don Eddie l'hanno dato così i fratelli Oscar e Christian, ricordando il suo impegno per una casa di accoglienza per donne e bambini di strada. In molti avete cominciato a sostenere i progetti di Pacaraima, con raccolte, lotterie e varie iniziative. Continuiamo a farlo perché quello che è iniziato possa essere portato a compimento. Ci mancherai banana, forza Inter sempre. Questo è il saluto dunque a Don Eddie, che appunto lascia comunque dietro di sé dei progetti, lo abbiamo sentito, che in tanti vorranno portare avanti. Allora, andiamo a un altro sacerdote, un altro parroco. Sindaco, so che se l'aspetta questa domanda, perché questa è stata la settimana. Allora, intanto è successa, posso dire un commento mio, una cosa che io non avevo quasi mai visto, cioè dei cittadini che mostrano la faccia, mettono il loro nome per dire mandiamo via il parroco, cosa che in passato sarebbe stato un tabù, ma insomma. Santa Maria del Sile,
Don Giovanni, che ospita i senza tetto la notte all'interno della chiesa, questo anche dopo quello che è successo alla Piani, sinceramente, con un giovane di 32 anni morto probabilmente anche per il freddo, insomma, di quelle notti. Allora io chiederei alla regia di farci vedere il servizio che abbiamo realizzato con il faccia a faccia che c'è stato proprio in questi studi ieri tra i due capigruppo di PD e Lega, Pelloni e Schiavon, su questo tema, con Pelloni che richiama proprio il sindaco alle sue responsabilità, diciamo. Vediamo. Non è di un pacere che ha bisogno il quartiere di Santa Maria del Sile, spaccato davanti alla decisione del parroco Don Giovanni Kirchner di accogliere in chiesa per la notte dei senza dimora, ma di decisioni che risolvano alla radice il problema della mancanza di posti letto. È il capogruppo del PD Stefano Pelloni, faccia a faccia con quello della Lega Cristian Schiavon, ad attribuire al sindaco Conte precise responsabilità. Il povero Don Giovanni non deve pagare le responsabilità di un dormitorio che c'è e che, come tutte queste cose, può arrecare dei disagi. Questi disagi devono essere risolti da chi quel dormitorio lo gestisce, che è il comune di Treviso. Mi fa sorridere sinceramente che il sindaco dica io voglio fare il mediatore. Il mediatore fra chi? Vorrei capire. Il mediatore, lui è una parte in causa, non è il mediatore. Se risolve i problemi del dormitorio, i problemi anche per Don Giovanni a sua volta vengono risolti, e quindi io lo invito non tanto a fare il mediatore ma ad agire. Schiavon, solidale col parroco, replica che il comune la sua parte la sta già facendo. Nessuno penso possa accusare la parrocchia, insomma, di dare ospitalità a chi in questo momento ha delle necessità proprio di vita. Però rammento che ci sono la bellezza di 3 milioni per un nuovo dormitorio, quindi una nuova risistemazione. È brutto da dire l'ex macello in questa situazione come parola, però stiamo tranquillamente andando avanti da 1 anno e mezzo. Ma ad oggi io non mi sento assolutamente in colpa di dire l'amministrazione è colpevole, perché il dormitorio di via Pasubio è questa amministrazione che sta cercando e trovando una soluzione. Ma oltre a questo un ente locale non può fare, prosegue il capogruppo del Carroccio. Io non accetto che ci sia una condanna a un sistema amministrativo locale quando il sistema ha delle falle a livello nazionale. Il nodo però della distribuzione dei migranti nel territorio, secondo Pelloni, rimane. Se non ci mettiamo d'accordo che dobbiamo realizzare l'accoglienza diffusa, allora è chiaro che i problemi saranno sempre di più e se ne faranno carico soprattutto il comune capoluogo. Cosa ne pensa allora? Pelloni dice altro che fare da mediatore, risolva il problema. Ma il Partito Democratico ha sempre le soluzioni in mano, sono così bravi che non riescono mai a governare in realtà. E quando lo fanno pure male, tant'è che a Treviso hanno governato per 5 anni e poi sono stati sonoramente bocciati dai cittadini. Detto questo però, il danno più grande che si sta manifestando in questo momento è una comunità spaccata al di là dei 7-8 migranti che dormono in chiesa. Ricordo che io ho chiesto un tavolo in prefettura perché se continuare a sentire deve occuparsene il sindaco, deve occuparsene il prefetto, devono occuparsene la diocesi. Sinceramente a me interessa poco sapere chi se ne deve occupare, mi interessa però trovare soluzioni. E a quel tavolo ho chiesto la partecipazione anche della diocesi che ha partecipato con Don Mauro Motterlini, quindi il tema lo stiamo affrontando in modo serio, responsabile, chiedendo l'aiuto da parte di tutti, perché se giochiamo allo scaricabarile è un gioco facile da fare, che viene molto bene al PD, ma che non porta soluzioni. Noi abbiamo attuato fin da subito, addirittura prima che succedesse l'episodio del giovane indiano che è venuto a mancare a Lampiani, poi ci tengo a sottolineare che anche quella è una storia che va approfondita, perché era una persona che aveva un permesso di lavoro ottenuto in Piemonte, che non so per quale motivo aveva deciso comunque di venire a Treviso, aveva la possibilità di essere ospitato anche da familiari, ma ha deciso di stare nel parcheggio, forse per accedere agli uffici della questura, quindi è una situazione che certamente è antipatica, che non deve più succedere, però da quello non è che sia scaturito chissà cosa. Noi abbiamo continuato con un progetto di ampliamento del dormitorio di via Pasubio, abbiamo in dialogo con la prefettura, stiamo gestendo nel migliore dei modi gli spazi a disposizione
all'interno della Caserma Serena e degli altri centri di accoglienza. Stiamo lavorando bene con la Caritas, che è rappresentata dalla diocesi, e quindi voglio dire, a me dispiace che si sia creata questa situazione a Santa Maria del Sile. Ricordo che sia creata solo a Santa Maria del Sile. È evidente che Don Giovanni, che è un parroco che ha un cuore enorme, ha qualche difficoltà di dialogo, no? Soprattutto con le istituzioni, o forse è un po' ogni tanto scivola nella politica, e quindi capisco che oggi lui si trovi un problema con la sua comunità e cerchi di scaricare le responsabilità sul sindaco. Ecco, se vuol scaricarle su di me non c'è problema, io sono sempre per le soluzioni, non tanto per le responsabilità. Quindi colpa del parroco, insomma? No, facciamo che è colpa del sindaco, che così Don Giovanni è contento, i parrocchiani sono contenti. Don Giovanni, sindaco, però voglio dire, ma ho letto una lettera che Don Giovanni ha scritto, premesso che non chiama mai o non ha il telefono o si dimentica il numero, ma scrive, e tendenzialmente scrive sempre ai giornali. Ogni volta che fa un'azione così un po' più forte, tipo quella volta che ha dormito fuori con i migranti, piuttosto che questa volta, ci sono sempre i giornalisti, quindi mi viene un po' il dubbio che cerchi la strumentalizzazione, però io confido sempre nel buon cuore, lui comunque sta facendo un lavoro importante da questo punto di vista. Il danno più grande è che oggi c'è una comunità che è spaccata, e la comunità dobbiamo in tutti i modi cercare di recuperarla. Non credo che il problema sia legato ai migranti presenti in chiesa, credo che Don Giovanni abbia difficoltà di dialogo su tanti altri temi e anche con altre parrocchie che lui gestisce. Quindi insomma dobbiamo tutti quanti fare un passo indietro. Se diamo la regia in mano al Partito Democratico, loro nel giro di 10 minuti risolvono tutto. Però su questo sono molto meno convinto. Io sono a disposizione, soprattutto per la diocesi, con il vescovo e con Don Mauro Motellini, per trovare tutte le soluzioni del caso. Ricordo che in quell'appuntamento ho chiesto un atto di responsabilità da parte di tutti. Il Comune farà certamente la sua parte, ho chiesto alla diocesi e ho trovato anche disponibilità da parte di Don Mauro a mettere a disposizione altri spazi, ho chiesto anche alla Prefettura di sistemare le questioni legate alla Caserma Serena, e soprattutto sono andato dal Ministro degli Interni Piantedosi a chiedere un alleggerimento della pressione nel nostro territorio, cosa che ho ottenuto e cosa che in questi giorni si sta anche manifestando. Ovvio che ci sono delle situazioni come quella di Santa Maria del Sile che vanno prese per mano in collaborazione con Don Giovanni, non in contrapposizione, e quindi l'appello che gli faccio è di scrivere meno ai giornalisti e di parlare di più. Senta, allora c'è una minore pressione, nel senso che ci sono stati dei trasferimenti anche di migranti che si trovano all'ex Serena in altre province in questi giorni, però lì c'è una questione che secondo me è dirimente, e cioè la norma dice, ed è anche comprensibile diciamo così a pelle, ma poi nei fatti succede altro. La norma dice che appena un richiedente asilo si trova un lavoro, ha un contratto di lavoro, dal giorno dopo è fuori, ecco, cioè anche perde l'alloggio. Anche da questo punto di vista ho chiesto un po' di elasticità alla Prefettura per evitare questo, perché talvolta hanno un reddito minimo che però non gli consente di poter avere un alloggio, e questo gli fa perdere il diritto di rimanere all'interno del dormitorio o del centro di accoglienza. Quindi so che da questo punto di vista la Prefettura è stata molto disponibile e sta agendo anche per evitare situazioni come queste, perché il paradosso è che appena si trovano un lavoro ma che non è sufficiente per mantenersi anche il pagamento di un affitto piuttosto di una camera o di qualcos'altro, si trovano poi in strada. Quindi è una situazione complicata, è una situazione che va gestita. Ricordo che noi siamo l'ultima ruota del carro, perché noi siamo i territori e dobbiamo cercare di gestire nel migliore dei modi quelle che sono delle decisioni che in realtà poi devono essere prese a livello governativo, perché i flussi vanno gestiti dal governo, non tanto dai sindaci, e quindi vedere una comunità che si spacca su questioni che non dipendono da noi e che dovrebbero vederci invece tutti uniti dispiace. È per questo che io, se Pelloni non l'ha capito, mi ero offerto di fare da mediatore per ricompattare la comunità, trovare un punto di incontro con il parroco che magari può continuare il suo servizio di ospitalità, ma magari evitando la chiesa e spostandoli, che ne so, in canonica o su altri immobili che la parrocchia ha a disposizione.
ospitarli in chiesa io l'ho vista francamente un po' come una provocazione. Sindaco, teniamo da parte un attimo questo tema, poi le voglio far vedere anche un servizio di una parrocchiana che così ci ha accolto per spiegarci la sua forma di accoglienza, perché vedo collegati via Skype, vediamo se la regia mi dà conferma, Cristian Arboit e il suo collega di Montebelluna Adalberto Bordin, perché anche lì siamo alle prese con le ordinanze antibotti e comunque di contenimento di eventuali eccessi della notte di Capodanno. Cristian, a te di nuovo. Esattamente Lina, parliamo di una duplice ordinanza emanata dal sindaco Adalberto Bordin per garantire un Capodanno sicuro ai montebellunesi, perché Montebelluna da qualche tempo ha un centro tutto nuovo che si sta vestendo a festa per il veglione di questa sera. C'è un veglione in piazza voluto dall'amministrazione, ma ci sono anche tanti locali che a loro volta faranno dei veglioni, quindi il centro sarà particolarmente vivo e si preannunciano migliaia di presenze. Quindi 2 ordinanze. La prima è un'ordinanza che possiamo denominare antibotti, la seconda la possiamo definire anti-alcol. Esatto. Possiamo utilizzare questi termini? Sì. Allora, sono 2 ordinanze. La prima, come dicevi tu, mette contro i botti e contro generalmente anche le bombolette spray, ecco, tutte le cose che possono imbrattare e rompere le scatole, passatemi il termine, non solo al patrimonio comunale ma anche alle persone. La seconda è il divieto di utilizzo di bottiglie lattine e bicchieri di vetro, come facciamo solitamente durante i giovedì musicali, proprio per fare in modo di spingere gli esercenti ad utilizzare plastica, prevalentemente anche una plastica diciamo biodegradabile. Ecco Sindaco, e queste misure come sono state accolte dai commercianti e dagli esercenti? Ma sono senza alcun tipo di problema, perché ripeto, già le utilizziamo da anni ed anni durante i giovedì musicali. I giovedì musicali sono organizzati dall'amministrazione di concerto con il Mosaico, che è l'associazione dei commercianti del centro, quindi siamo una sola macchina che si muove all'unisono. Ecco, tra l'altro questa mattina, poi anche per il fatto che è domenica, il centro è molto vivo, molto vivace. Che Natale è stato questo per Montebelluna? Allora, un Natale che sicuramente è stato funestato dalla perdita di Donedi Savietto, questo non lo possiamo assolutamente dimenticare. È stato un Natale sicuramente vivo, l'amministrazione per il secondo anno consecutivo ha voluto potenziare le manifestazioni natalizie, la città, mi permetto di dire, non solo la città ma anche cittadini dei paesi contermini sembrano aver apprezzato le varie iniziative. Abbiamo voluto implementare ancora di più, non limitando solo al centro di Montebelluna ma anche alle frazioni, la cosiddetta via dei presepi, di concerto con i 4 parroci di Montebelluna. Abbiamo stilato una cartina per cui montebellunese o non montebellunese che voglia anche scoprire alcune peculiari artigianalità private o anche chiese che magari non conosce, ha la possibilità in questo modo, proprio facendo un percorso di tutti i presepi del territorio. Ultimissima battuta, questa sera lo vedrete qui in piazza, l'amministrazione tiene ancora e sono ben visibili i disegni delle scuole dedicate alla lotta contro la violenza di genere. Ci sono i disegni per Giulia Cecchettini, insomma anche questo è un messaggio forte. Nella sera di Capodanno c'è appunto un messaggio anche a chi si diverte. Assolutamente sì, perché divertirsi non significa poter riflettere tanto mentre ci si diverte. Ogni momento è un momento utile, un momento opportuno. Su questa tematica come umanità siamo estremamente in ritardo e quindi è doveroso, non solo per rispetto verso le nuove generazioni che ci hanno regalato questi disegni preziosi soprattutto per quanto riguarda il significato. Quindi siccome i disegni sono esattamente davanti al palco, di fianco al palco, scusate, potrebbe essere anche un momento di riflessione in più, ripeto, magari in un momento anche di sano divertimento. Fatemi solo ringraziare le forze dell'ordine che saranno presenti. Ho appena sentito il comandante dei Carabinieri, il comandante della Polizia Locale, quindi i nostri angeli custodi saranno qui insieme alla Protezione Civile.
Allora Lina, per il momento è tutto, non so Sindaco se vuole fare un augurio ai nostri telespettatori e anche a Mario Conte sì, che è lì in studio con Lina Paronetto. Io auguro una buona fine anno all'amico Mario, a Lina e a tutti i telespettatori. E per il prossimo anno vediamo. Intanto vi auguro la buona fine, non vorrei portare sfortuna col buon inizio. Ciao Adalberto, ciao. Auguri anche a tutta la tua comunità. E alla tua. Grazie di cuore a tutti. Buona fine anno. Lina da Montebelluna è tutto, noi ci vediamo fra poco per gli auguri. Sì, mi raccomando Cristian, non fare tardi. Ecco, grazie a Cristian Arboit, grazie al sindaco Adalberto Bordin che è un altro... Voglio scoprire dove ha appoggiato il telefono Cristian Arboit. Cristian Arboit è il nostro MacGyver, mettiamola così, è bravissimo, si ingegna e riesce a raggiungere l'obiettivo. Senta, prima di tornare sulle nostre cose trevigiane, ha citato Giulia Cecchettin, e volevo chiedere alla regia se fa vedere questa pagina, questo pezzo che c'è sul Gazzettino di oggi e su altri giornali, perché lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, ha postato una lettera che è stata lasciata proprio sulla tomba di Giulia Cecchettin da un ragazzo che si firma Filippo, tra l'altro, e dice: anch'io ossessivo con la mia ex mi sono fermato, e racconta insomma, di aver riflettuto sul suo comportamento proprio in seguito a questo orribile delitto che ha necessariamente sconvolto tutti, e di aver messo un punto a un comportamento che poteva evidentemente avere una deriva. Allora anche questo è un effetto doveroso che deve avere una storia come quella di Giulia Cecchettin, che noi auspichiamo abbia naturalmente, no? Non solo le tantissime donne che hanno denunciato, chiamato i numeri in queste settimane, anche nel Trevigiano, no? C'è stato un aumento consistente di segnalazioni, ma anche i maschi, gli uomini che ci ragionano su. Sì, difatti io proprio in quei giorni là richiamavo ognuno di noi, a partire dal sindaco, a un esame di coscienza per capire se i nostri comportamenti, che non è detto che debbano sempre sfociare in violenza, ma a volte bastano anche battute sessiste o atteggiamenti che portano con sé una mancanza di rispetto nei confronti delle persone più care o delle donne in generale. Ecco, io richiamavo tutti a farsi un esame di coscienza per capire se ognuno di noi poteva fare un passo in avanti verso un mondo più rispettoso e verso una convivenza più civile, e credo che questo sia quantomeno un segnale incoraggiante, che una persona si è resa conto di sbagliare e ha avuto anche il coraggio di scriverlo nero su bianco e portarlo lì di fronte a colei che è stata artefice di questa riflessione. Quindi dico, il ruolo di Giulia è questo in questo momento, cioè quello di scavare e smuovere le coscienze per evitare che succeda ancora, anche se sappiamo che dopo Giulia Cecchettin è successo Vanessa, ma sono successi già altri episodi, perché la conta di una donna ogni 3 giorni che viene uccisa da un uomo continua imperterrita. Però non dobbiamo arrenderci e dobbiamo continuare a sensibilizzare e a coltivare la cultura del rispetto. Allora, cultura del rispetto, cultura anche dell'accoglienza fatta in prima persona. Torniamo a Santa Maria del Sile, perché sempre il nostro Lucio Zanato ha raccolto la storia di una parrocchiana di Don Giovanni che ha offerto la sua abitazione a una giovane donna in difficoltà. Vediamo. Questa parrocchia, la mia famiglia, ma come tante altre famiglie, ha già esperienze di accoglienza alle spalle. Beatrice, con marito e 3 figli, abita in questa casa di Via Tron, parrocchia di Santa Maria del Sile, dove un paio di anni fa ha accolto una giovane straniera in procinto di diventare mamma. Quando Don Giovanni, che sempre coinvolge la comunità nelle cose, ha chiesto, così, ha raccontato di una ragazza che era incinta e aveva finito il suo tempo di accoglienza nel centro dove era, quindi noi ci siamo attivati per accogliere appunto questa mamma, che da lì a un mese ha partorito questo bambino. Bellissimo, ed è stata un'esperienza ovviamente faticosa per certi aspetti, perché ci sono delle regole da mettere a punto, c'è una convivenza. E questa, secondo Beatrice, è la base per un'accoglienza possibile, certo con molti dubbi all'inizio. La paura c'è sempre, ma c'è la paura
ovunque quando si incontra uno straniero, e il dialogo credo che sia l'unico modo. Noi abbiamo precisato bene quali erano gli spazi che lei doveva utilizzare. Quando abbiamo visto che per esempio c'erano, non so, lei aveva l'idea di riscaldamento alto, gli abbiamo detto magari proviamo a abbassarlo un pochino e con tempi diversi. Stava al buio invece perché aveva paura di consumare la luce, e noi gli abbiamo detto la luce la puoi accendere quando sei qui, cioè dare un attimo le regole. Se si è un po' fermi in questo e si mostra che è in spirito di accoglienza questo, non in spirito di proibizione, io credo che queste cose si possono fare. Regole di convivenza sulle quali la giovane immigrata si è costruita il futuro. Poi lei appunto è riuscita a riunire la sua famiglia, ha riunito il compagno che già aveva appunto, e ora ha un'altra bambina. E sono riusciti a ricongiungere il figlio che lei aveva in Africa, quindi adesso una bella famiglia con 3 figli, e lui che già lavorava è riuscito anche a trovarsi un'abitazione, adesso vivono a Visnà di Vazzola nella loro casetta. Inevitabile infine dalla parrocchiana il commento sulla vicenda della raccolta firme per allontanare Don Giovanni Kirchner. Quello che poi ha fatto Don Giovanni è solo rispondere a un'emergenza, ma coadiuvata anche con tutti, perché tutti noi ci siamo sentiti interpellati. Ha trovato solo una risposta per gestire un'emergenza che poi chiaramente però va strutturata. Ecco, un veloce commento, Sindaco, poi andiamo in pubblicità. Faccio i complimenti a questa cittadina, perché al di là delle tante belle parole che sentiamo, qui c'è qualcuno che invece ha agito e ha aperto le porte di casa propria, e quindi tanto di cappello, e credo che questo sia un esempio. Poi il passo successivo all'accoglienza è stato anche quello di creare i presupposti anche per un inserimento sociale, quindi spiegando quelle che erano delle regole basiche, come gestire i consumi della casa. Poi questa famiglia particolarmente attenta, sensibile e riconoscente è riuscita a costruirsi anche un futuro. Io credo che l'accoglienza e l'integrazione sia possibile se entrambe le parti lo vogliono e se c'è disponibilità, e credo che questo sia un esempio. Per questo che dico che sul caso di Santa Maria del Sile dobbiamo aprire un canale di dialogo per trovare una soluzione dignitosa per quelle persone e per capire anche in futuro come muoverci se dovessero manifestarsi altri casi come questi, perché ricordo che stiamo vivendo un periodo particolarmente impegnativo da un punto di vista delle presenze di migranti nel nostro territorio. Nessuno vuole lasciarli dormire in strada, tant'è che stiamo agendo con il dormitorio ampliato e con le altre associazioni del terzo settore, e è fondamentale creare una rete che sia strutturale e soprattutto dar loro la possibilità di costruirsi un futuro. Benissimo, allora tra poco torniamo in diretta per parlare anche di Capodanno, parliamo anche di Panevin magari, c'è stato un po' di pioggia ma insomma siamo sempre pessimisti, però ci possiamo continuare a credere, e poi anche di 2024, delle tante cose da fare nel 2024, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione con il nostro ospite Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI. Grazie sindaco di essere qui a farci compagnia anche in questo 31 di dicembre. Allora, veniamo ai festeggiamenti di questi ultimi giorni, non solo oggi, ma poi parleremo anche di Panevin, perché lei in una recentissima intervista ai nostri microfoni, adesso la sentiamo, di fatto ha disperato di poterli autorizzare. È vero anche che stamattina ha piovuto, che altra pioggia si attende per la serata, ma staremo a vedere la decisione, lei lo diceva, entro 48 ore dagli eventi, insomma vedremo. Nel frattempo stasera c'è la festa in piazza con tutta una serie di prescrizioni e divieti. Sentiamo. Siamo arrivati a circa 10 giorni consecutivi di sforamenti, dobbiamo preservare la salute delle nostre comunità e per far questo credo che anche quest'anno dovremo rinunciare a quella che è una tradizione molto sentita. La decisione è definitiva, il sindaco Conte lo ribadisce ancora una volta, verrà presa 48 ore prima dell'eventuale accensione dei Panevin dell'Epifania, ma il primo cittadino si dice pessimista. Le previsioni meteo annunciano precipitazioni blande, probabilmente insufficienti a spazzare via la pesante cappa di smog che opprime la Marca, e la scelta di vietare anche quest'anno i falò, 10, quelli per i quali è stata chiesta l'autorizzazione al comune, appare al momento inevitabile.
Tra la tradizione e la salute dei miei cittadini, ovviamente lo spirito di responsabilità mi porta a propendere verso l'annullamento della tradizione. Dispiace perché è un momento di comunità, è un momento sentito, è un momento che si aspetta tutto l'anno, però con questi picchi di inquinamento sinceramente non me la sento di derogare. Panevini incompatibili anche quest'anno con i livelli di PM10 e le raccomandazioni del sindaco vanno anche oltre. L'appello che faccio è quello di abbassare tutti di qualche grado le temperature all'interno delle abitazioni in modo da limitare l'utilizzo delle caldaie, che sono il primo fattore inquinante, molto più inquinante anche rispetto alle autovetture. Se possiamo evitare le autovetture, poi facciamo attenzione quando passiamo delle ore all'aria aperta ai livelli di inquinamento, perché insomma ne va della nostra salute e quindi dobbiamo preservarci. A ridurre le PM10 dovrebbe contribuire anche il divieto di utilizzo dal 30 dicembre al 7 gennaio di fuochi d'artificio e petardi, ordinanza questa emessa innanzitutto per contenere il pericolo che qualcuno si faccia male e soprattutto nel rispetto degli animali. Per evitare che in troppi eccedano invece la notte di Capodanno, dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del 1 gennaio saranno vietati la vendita e la detenzione di alcolici e in generale di bevande in contenitori di vetro o lattine non stappate nell'area di Piazza dei Signori, dove si terrà la festa di San Silvestro. Alla zona si accederà attraverso dei varchi, ingresso da via Barberia e via Indipendenza, uscita da Calmaggiore, salvo in caso di emergenza, per cui sono previste ulteriori vie di fuga verso la galleria di Palazzo dei 300, piazzetta Monte di Pietà e vicolo Broli. Allora Sindaco, un paio di giorni fa abbiamo fatto questa intervista, il meteo era drastico, invece stamattina ha piovuto, per stasera si attende qualche altra precipitazione, potrebbe bastare secondo lei per far autorizzare una decina, sono i panevini in città che vi hanno chiesto di poter bruciare? Sì, il detto è piuttosto di perdere una tradizione è meglio bruciare un paese. Ecco, allora il panevin è una tradizione sentitissima nella nostra comunità, e quindi io spero francamente che le perturbazioni che in questi giorni, che oggi sta caratterizzando il nostro territorio, ci consenta di tornare nella cosiddetta zona verde, perché è un indicatore in base ai giorni di sforamento. Noi nei giorni scorsi eravamo addirittura arrivati in zona arancione e stavamo per entrare in zona rossa, perché in base ai giorni consecutivi di sforamenti cambia il livello di allarme da un punto di vista dello smog. Con la pioggia si riapre la speranza per poter svolgere responsabilmente i panevin, che è una manifestazione che io ho a cuore, che io voglio tutelare e portare avanti. È ovvio che se mi trovo davanti a un bivio dove da una parte c'è la tutela della salute della mia comunità e dall'altra il mantenimento della tradizione, non posso che scegliere la tutela della salute pubblica. Però devo dire che se in questi giorni pioverà, come tra l'altro è previsto fino a stasera eccetera, allora magari non potremo fare un festone gigante in Piazza dei Signori questa sera, ma magari potremo salvare la tradizione dei panevin. Dovremo attendere ovviamente i prossimi giorni, perché come abbiamo detto a coloro che si sono impegnati ad organizzare questi tradizionali panevin, noi riusciremo a dare l'ok definitivo soltanto 48 ore prima. Io chiedo davvero scusa anche a tutte quelle associazioni che si impegnano, però la legge parla chiaro e purtroppo io non posso agire oltre i paletti della legge, soprattutto quando rischiamo di mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini. Però Sindaco, velocemente questo magari, perché è una considerazione che mi viene. Allora, i panevin piacciono e siamo d'accordo, però come tante altre tradizioni c'è una sensibilità anche rispetto all'inquinamento, al green eccetera, che sta venendo avanti, che va un po' in contrasto con questo, nel senso io vedo anche sui social eccetera tantissima gente rispetto agli anni scorsi che insomma li guarda un po' storti sti panevin perché sappiamo l'aria che si respira quella sera eccetera eccetera. Mette a disagio sempre più persone o no? Sì, poi sinceramente paragonare l'inquinamento cosiddetto dei panevin che crea un picco la sera che vengono accesi con l'inquinamento delle caldaie, delle macchine, francamente non lo trovo nemmeno corretto, nel senso che quello comunque è una tradizione simbolica. È ovvio che oggi noi dobbiamo fare i conti anche con una sensibilità che sta cambiando e con una qualità dell'aria
ahimè, che non ci vede francamente tra le migliori città, ma non perché i cittadini di Treviso non siano dei bravi cittadini, è perché siamo nel bacino padano. Ricordo che Padova e Vicenza addirittura in questo momento sono un po' peggio di noi, però voglio dire, non è che sia una gara a chi è peggio, sono contingenze che oggi ci portano a valutare anche di dover rinunciare a quella che è una tradizione importante, consapevoli però che il problema dell'inquinamento non è il Panevin, sono tante altre cose e soprattutto è la nostra posizione geografica che ci vede inseriti all'interno del bacino padano, che ricordo essere uno dei bacini più inquinati al mondo, ma perché qui si produce l'inquinamento e purtroppo rimane contenuto all'interno di questo bacino e quindi continuiamo a respirarcelo. In realtà ci sono zone del nostro paese, del mondo, che producono molto più inquinamento di noi, ma le condizioni geografiche consentono anche all'inquinamento di andarsene. Noi invece paghiamo dazio perché il bacino padano forma in modo naturale una sorta di contenitore dove l'inquinamento rimane stagnante. Senta, però ce ne sono altri di comuni che si stanno preparando, altro che, nel senso, qui siamo sul profilo Facebook del comune di Arcade, che non è poi così lontano, se riusciamo a farlo vedere, e sta crescendo questo storico Panevin, per amor di Dio, 57esimo, lungi anche da noi naturalmente aver niente da ridire, però effettivamente... Oltre al danno la beffa, nel senso che ovviamente... auguro alla comunità di Arcade, che poi attira lì un po' tutta la provincia di Treviso a celebrare questo grande rito per vedere tra l'altro da che parte andranno le faive. Però devo dire che aver diviso, no, le città da sopra i 30.000 abitanti e sotto, cioè sopra devi rispettare un certo tipo di regole e sotto no, è un po' così una contraddizione che però noi dobbiamo prendere atto. Sopra i 30.000 abitanti praticamente c'è quasi solo il comune di Treviso e quindi voglio dire, noi ci troviamo a dover sacrificare delle tradizioni mentre i comuni attorno a Treviso possono invece continuare a farle, come se ci fosse un cilindro di cristallo che impedisce all'aria di raggiungere la nostra comunità. Quindi magari noi siamo chiamati a fare dei sacrifici e poi la qualità dell'aria rimane comunque pessima perché tutti intorno hanno acceso i Panevin, però la legge è questa e noi ci dobbiamo adeguare. Senta, e poi c'è chi è scontento per i divieti in piazza per stasera rispetto alla stretta sugli alcolici e via di seguito. Sentiamo alcuni commercianti, alcuni esercenti della piazza che abbiamo intervistato. Secondo me o per tutti o per nessuno, perché giustamente un signore e signori, un Soffioni, un Beltrame, non vedo perché anche loro, usando le stesse cose che dobbiamo usare noi, cioè la plastica eccetera, non possano non tenere aperto. Hanno tanti posti a sedere, per cui loro dicono posti a sedere, plastica, ok? Ecco, invece dicono no alcol dalle 6, dalle 18 no alcol, di là, però di qua sì, sembra un po', ecco, sì. Io penso che loro hanno detto solo la zona quella centrale e non la parte dietro, ecco, io credo o per tutti o per nessuno, ecco, questo io penso, perché non è giusto che davanti sì, in Piazza dei Signori non possono servire, noi possiamo servire, al di là della plastica vetro, che questo è stato tutti gli anni, ogni anno, sì sì, e quindi adesso noi vedremo. Io utilizzerò comunque sempre, anche l'anno scorso utilizzavamo plastica e quindi anche quest'anno, vediamo più che altro un po' com'è il movimento eccetera, penso molto, le restrizioni mi sembra sì, che vadano bene perché il vetro eccetera assolutamente no, però è da capire appunto anche l'affluenza, è da capire poi il tempo, perché non si sa qua il tempo se sarà bello o meno. Vedrete insomma in base alla gente? Vediamo in base alla gente che ci sarà il movimento, altrimenti si chiuderà un po' prima, no? E così è. La gente viene in piazza perché la piazza comunque piace, ok? Però è da capire un po' appunto se siamo in grado di gestirla bene. Se vedo che comincia a essere una cosa difficile da gestire, preferisco chiudere. Penso che comunque sia giusto così, dato che comunque essendo una serata di festa, magari che ci siano le bottiglie, soprattutto di vetro, non sa mai, bisogna fare attenzione. A noi essendo un ristorante cambia relativamente poco, perché ci capita poco di vendere appunto bottiglie di vetro al pubblico. Le bottiglie di acqua già non le possiamo dare via perché le dobbiamo ridare al fornitore,
e quindi tecnicamente a noi questa restrizione non colpisce direttamente, perché appunto essendo che non siamo un bar che vende direttamente le bottiglie per l'esterno, le vendiamo ai tavoli e di solito chi compra una bottiglia la finisce già al tavolo, quindi per noi questa non è una grossa problematica. Io non vedo tante restrizioni, vedo una sicurezza per la città e poi sono le cose che si ripetono ogni anno, praticamente tutte le cose in plastica e carta, evitare i vetri naturalmente perché la gente si faccia male e che c'è anche nel bere. Comunque non vedo particolari restrizioni. Che dice Sindaco? È stata compresa questa ordinanza? Ma sì, subito si era generata un po' di confusione perché qualcuno si era subito allarmato, no alcol, come se l'alcol fosse fondamentale per poter festeggiare. E per carità, un calice lo si può anche bere, anche un drink, però l'importante è non esagerare. Ricordo che le ordinanze legate alla sicurezza pubblica recepiscono quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dal tavolo di coordinamento della sicurezza e quindi in particolare dalla questura, perché sono indicazioni legate alla sicurezza pubblica. Deve essere un momento di festa per bambini, anziani, persone di tutte le età, uomini, donne, e nessuno deve sentirsi in pericolo perché qualcuno è esagerato, perché qualcuno ha il bicchiere o la bottiglia di vetro. Quindi, al di là delle ordinanze, ognuno di noi agisca in coscienza, con la testa sulle spalle, divertendosi, brindando, senza esagerare. Anche il tema dell'aver vietato i fuochi d'artificio. Il primo petardo del 2023 ha incendiato un cantiere. Tendenzialmente ogni anno i pronto soccorsi si riempiono di persone che un po' incautamente si feriscono con i petardi e credo che i nostri medici, infermieri, operatori sanitari, che ringrazio, non abbiano bisogno di un surplus di lavoro in questo periodo. Ne parlavamo prima col direttore Benazzi, che già ci sono un sacco di accessi per influenza e Covid, no? Per prendersi cura anche dei distratti o degli imprudenti che si feriscono con i petardi, e in più abbiamo nel comune di Treviso una comunità di animali d'affezione che è arrivata a essere composta da 42.000 animali d'affezione. Allora dico, per divertirci e per celebrare il 2024 dobbiamo per forza rischiare di incendiare i cantieri, farsi male o creare delle paure a tutti questi animali? Io credo di no, e quindi un'attenzione che ho chiesto è quella di sacrificare i petardi che non servono a nulla, sono pericolosi, rischiano di intasare i pronto soccorsi e mettono a repentaglio anche la salute dei nostri animali. Quindi sono ordinanze non legate certamente alla sicurezza, ma di buon senso, dove mi appello davvero allo spirito di responsabilità della comunità, che sono convinto poi saprà anche mantenere il giusto equilibrio, perché cerco di anticipare anche i messaggi di domani mattina. Fate le ordinanze ma nessuno fa i controlli. Volevo dire che i controlli ovviamente anche per i petardi ci saranno, ma io non ho 1 milione di agenti di polizia locale che in contemporanea possono essere in ogni punto della città dove esplode un petardo. Sono ordinanze che servono per sensibilizzare, per disincentivare, per far aprire una riflessione all'interno di ogni famiglia, dove se ci si può divertire senza petardi è meglio, e se ci si può divertire senza venire in centro con bottiglie di vetro o bicchieri di vetro è meglio. Quindi divertiamoci, facciamolo con testa, saremo tutti quanti in piazza, ma che sia davvero una festa per tutti, sicura, e che domani mattina ognuno si può risvegliare senza avere parenti e amici in ospedale. Allora chiederei alla regia di farci sentire gli auguri dello sceriffo Giancarlo Gentilini, poi ci rimarrà qualche minuto per un commento e per un augurio, insomma, anche da parte del sindaco Conte. Carissimi cittadini, ricordatevi che io sono sempre in mezzo a voi, non vi ho mai abbandonato, perché l'amore che è partito nel 1994 non ha mai subito una flessione. L'amore resta fino alla fine. E quindi io giro per la città, giro nei negozi, giro dappertutto e il mio amore è sempre quello. Grande, 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 come è grande la città di Treviso e tutti i suoi cittadini. Che il prossimo anno sia foriero di sicurezza, di salute naturale, ma anche salute finanziaria.
ragazzi, perché il tempo è un po' difficile, ma la carica vitale che abbiamo noi trevigiani ci porterà alla vittoria. Io amo le vittorie e le sconfitte, non le ho mai subite, e quindi un grande abbraccio a tutti voi. E sapete una cosa? Ho bisogno di bambini, perché non voglio che la stirpe del Piave si estingua e non possa più governare il nostro magnifico territorio. Un bacio a tutti e ci rivedremo col prossimo anno. Alla fortuna di tutti quanti, Skei, saluti e amore. Il trinomio che io ho portato per tanti anni. Così Giancarlo Gentilini, allora, che tra l'altro ci aveva detto ai nostri microfoni che per il 2024 si augura anche più sicurezza per la città, oltre che bambini, Sindaco. Beh, questo ce l'auguriamo sempre anche noi, nonostante il grande lavoro che stiamo facendo con il questore, con il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, ovviamente il tutto orchestrati dalla prefettura, il comandante della polizia locale, anzi anch'io, come ha fatto il collega Bordin di Montebelluna, ringrazio tutte quelle forze dell'ordine, tutte le persone che stasera, mentre noi ci divertiamo, invece staranno lavorando e lo fanno per garantirci la sicurezza. Quindi noi ogni anno continuiamo ad investire in personale, in tecnologie, in videocamere, il tutto per cercare di mantenere alto quel livello di sicurezza che ci consente di essere ancora tra le prime due province a livello nazionale. Addirittura Treviso è una delle città più sicure a livello nazionale, però questo non è un traguardo e non deve farci abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad investire, serve la collaborazione da parte di tutti, però la sicurezza è uno dei temi più importanti e devo dire che anche con il comandante Gallo stiamo facendo davvero cose importanti anche per cercare di arginare il fenomeno dei furti con i controlli nei quartieri. Abbiamo installato i targa system in tutte le porte della nostra città, porte d'accesso intese come strade. Arriveranno anche quelli mobili, abbiamo visto dai giornali di oggi. Arriveranno anche quelle mobili, lì sul giornale c'è scritto per multare coloro che per la sosta selvaggia. Anche questa è un'azione di sicurezza soprattutto nei confronti dei ciclisti e dei pedoni, perché molte volte la sosta selvaggia invade delle corsie che sono invece destinate a pedoni e ciclisti, perché se vogliamo una città meno inquinata e più sicura dobbiamo anche creare le infrastrutture e poi proteggerle da coloro che magari sono un po' più distratti o in alcuni casi un po' più maleducati. E quindi l'obiettivo non è certamente quello di far multe, ma anche in questo caso è di educare al rispetto nei confronti di ciclisti e pedoni. Nel mirino l'uscita delle scuole, Sindaco, da gennaio dunque questo nuovo sistema con una telecamera mobile di fatto, no? Che verificherà le macchine in divieto. Ricevo decine e decine di segnalazioni di genitori infastiditi da altri genitori che nell'accompagnare o nel recuperare i figli parcheggiano la loro macchina davanti al portone della scuola in corrispondenza o della pista ciclabile o del marciapiede. Ecco, questo è un comportamento che non va bene, che non è consentito dalla norma e che deve essere certamente cambiato e modificato nel rispetto di tutti. Quindi noi incentiviamo le famiglie a mandare a scuola i figli in bicicletta o a piedi. Chiedo che quei percorsi destinati a ciclisti e pedoni rimangano liberi, ci vuole davvero poco, a volte basta chiedere un piccolo sforzo, fare 100 metri a piedi o 50 metri a piedi per parcheggiare in un posto predisposto e andare a prendere il proprio figlio, però sembra che non si possa fare 50 metri a piedi. Ecco, non solo per prendere i figli, anche per fare gli acquisti tante volte. No? Qua parlavamo il richiamo al fenomeno legato alle scuole, però tante volte è veramente questione di pigrizia. Siamo abituati ad arrivare davanti al negozio con la propria macchina e non vogliamo fare 100 metri a piedi. La nostra città è così bella da vivere a piedi che dobbiamo prenderci anche il tempo per poterla vivere. Sindaco, abbiamo un minuto, mi dica in un paio di aggettivi lei come sta in questa fine anno, come arriva a questa fine 2023, com'è stato? Allora, stanco piuttosto che speranzoso? No, ma è stato un 2023 molto impegnativo, è stato anche l'anno del mio esame di maturità, nel senso che mi sono riproposto alla comunità e devo dire che aver passato questo esame a pieni voti, così con una percentuale
del 65% è stata da una parte una grande soddisfazione, dall'altra anche una grande responsabilità che sento tutta, e devo ringraziare la mia squadra, sia quella del primo mandato che quella che ha iniziato con me il secondo mandato, perché se noi oggi riusciamo a presentare un programma dei lavori in cantiere e appaltate di 75 milioni che vedrà cambiare il volto dei quartieri e del centro storico, lo devo alla mia squadra, che si confronta tutti i giorni con la comunità, perché ricordo che ogni singolo cantiere è frutto di un rapporto con i cittadini, e quindi io sono stanco ma molto felice, ma soprattutto sono molto carico per il futuro. Sarà un 2024 entusiasmante, ricco di grandi opportunità. Ovviamente ci sono anche delle tematiche delicate, dei problemi che vanno affrontati, a partire dall'accoglienza dei migranti, a partire dal tema della casa, degli sfratti, ma lo facciamo a testa alta e soprattutto con la coscienza pulita. Poi possiamo star qui a discutere, l'opposizione è giusto che faccia l'opposizione, la maggioranza fa la maggioranza, però di una cosa posso garantire ai nostri cittadini, che io, la mia squadra, la maggioranza e devo dire anche la minoranza lavoriamo tutti per il bene della comunità. A volte partiamo da punti di vista che sono diversi, perché il Partito Democratico ragiona in un modo e magari la Lega in un altro, ma gli obiettivi sono certamente comuni, che sono il bene della nostra comunità. E quindi auguro davvero a tutti che sia un finale di 2023 importante, ma soprattutto un 2024 ricco di grandi soddisfazioni, e l'appello che faccio è che sia un 2024 dove recuperiamo un po' di quella serenità che ci viene minata da tanti episodi che non dipendono esclusivamente dalla nostra comunità, ma dalle guerre, ai femminicidi, all'inflazione. Insomma, sono tutti temi che un po' ci creano angoscia e preoccupazione. Ecco, spero che nel 2024 possiamo liberarci di questi pensieri e affrontare il futuro con più ottimismo e anche con la stessa solidarietà del 2023. Posso fare l'ultimo ringraziamento? Sì. A te Lina, Grazie. a tutto lo staff di Antena 3 Nord-Est e di Media Nord-Est. Ricordo che dietro le telecamere c'è un gruppo di persone che sta lavorando, però il servizio che riuscite a svolgere anche in questi giorni di festa è davvero importante per quelle persone che magari non possono uscire di casa, ma voi entrate nelle case e ci consentite di entrare anche a noi. Quindi grazie di cuore. Grazie a lei di essere venuto, perché il fatto che lei sia presente è la dimostrazione che riconosce l'importanza, no? Anche di arrivare alla gente attraverso i nostri mezzi. Allora io ringrazio Antonio Esposito, Fabrizio Bazzoni, che sono appunto dall'altra parte e permettono la parte tecnica oggi, Cristian Arboit per i collegamenti. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il film La pista degli elefanti con Peter Finch ed Elizabeth Taylor. Non perdetevelo, subito le previsioni del tempo, e ci rivediamo per i telegiornali di questa sera. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. San Silvestro, il 2023 ci saluta con il passaggio di una perturbazione atlantica che coinvolgerà il nostro territorio causando tempo instabile. Nel dettaglio, domenica 31 dicembre sul Veneto il cielo sarà coperto e grigio, con inizialmente solo qualche piovasco. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse, a tratti moderate. Temperature con andamento irregolare, minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi ovunque, dal pomeriggio deciso peggioramento con piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sugli 8-12 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione non sarà diversa. La nuvolosità sarà infatti in aumento nel corso della giornata, con possibili precipitazioni, specie verso sera. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.